È iniziata una nuova stagione sportiva anche per il calcio a 5, una disciplina che sta prendendo sempre più piede nel territorio. Siamo alla presentazione di una squadra ormai storica della nostra zona per quanto riguarda il calcio a 5, lo Sporting Musile. Quest'anno però fa un salto importante perché si affilia alla FIGC. Siamo con il presidente Andrea Segato. Allora Andrea, questa novità da quest'anno entrate a tutti gli effetti nel mondo della FIGC, del calcio federale. Sì, dopo 4 anni di percorso a livello provinciale nel campionato CSI ci apprestiamo a entrare nel calcio, diciamo, che conta, il primo campionato della nostra storia in FIGC, la Serie D del locale campionato della provincia di Venezia ci vedrà protagonisti quest'anno con una compagine rinnovata, con un nuovo staff tecnico. Quest'anno allenatore sarà Rodrigo Rodriguez, un allenatore brasiliano che ha militato tanti anni anche in Italia ai massimi livelli. Partiamo fin dall'inizio con un obiettivo ben preciso che saranno i play-off. Alla presentazione non poteva mancare dello Sporting Musile l'amministrazione comunale, che ovviamente non può che essere felice e contenta di avere queste realtà sul territorio. Sindaco Silvia Susanna, sono realtà che ovviamente portano prestigio al territorio di Musile. Certo, portano prestigio e comunque creano quello spirito nei confronti dello sport che è quello che noi con la nostra amministrazione da anni cerchiamo di cogliere e di trasmettere, cioè il fatto di coinvolgere più persone possibili e di trasmettere un messaggio positivo ai giovani. Lo Sporting è questo, rappresenta questo, è bello andare alle loro partite perché non c'è solo la partita, c'è anche lo spettacolo che loro organizzano a fianco alla partita, quindi un bel momento da vivere proprio in famiglia. Con il sindaco e con l'amministrazione comunale abbiamo investito e stiamo investendo anche col PNR. Di conseguenza su questa cosa noi ci crediamo fino in fondo, perché la svolta di tutte queste associazioni che militano nel nostro comune hanno un pregio, che hanno gli spazi e che uno, se vuole fare qualunque tipo di sport a Musile, si fa tutto. In generale è una realtà in forte crescita quella del calcio al 5 come non più alternativa al calcio a 11 ma un vero e proprio altro sport. Siamo anche felici di questo, insomma, ecco, perché ci sono realtà come questa dello Sporting che dopo aver fatto alcuni anni di CSI si è affacciata quest'anno come nuova società affiliata con la Lega Nazionale Dilettanti. È fondamentale questo e ho notato e vedo un grande spirito di squadra, di gruppo, di voglia di fare.